Il centro espositivo Antiquarium di Centuripe, tra Enne e Catania, ha aperto al pubblico Futurismo e futuristi siciliani, una mostra che intende raccontare un capitolo meno conosciuto dell'avanguardia marinettiana, la presenza e l'evoluzione del futurismo in Sicilia. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. È un elemento di novità che va colto con grande soddisfazione, lo dico da siciliano, lo dico da uomo di governo. Una mostra di alto livello che accredita un comune dell'entroterra, del profondo entroterra come Centuripe, tappa significativa e rilevante. Un apprezzamento all'amministrazione comunale e soprattutto al sindaco che con grande impegno e passione ha saputo realizzare un appuntamento che per mesi, sono certo, sarà polo di attrazione non solo per gli studiosi ma anche per tanti curiosi che vorranno accostarsi al prodotto di una delle più belle ed esaltanti stagioni artistiche siciliane. Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Sono strettamente interconnesse perché la bellezza aiuta, sollecita le coscienze, coltiva le anime, quindi migliora anche la qualità delle persone e quindi in qualche modo è un investimento anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi ho visto tanti giovani qui a Centuripe, ho visto tanta attenzione e quindi anche questo è un modo di fare sicurezza. Simona Bartolena, curatrice e storico dell'arte. Centuripe è un luogo dove si fanno grandi mostre e sono sempre mostre non scontate, non mostre pacchetto, mostre create per il posto, e questa volta con il sindaco Salvatore Laspina abbiamo pensato a un taglio un po' particolare, raccontare il secondo futurismo con un focus specifico sulla Sicilia. Salvatore Laspina, sindaco di Centuripe. Noi abbiamo da 4 anni, questo è il quinto anno che produciamo mostre a Centuripe. Abbiamo fatto questa scelta già dal 2021 quando con la curatrice Simona Bartolena, che ringrazio per questo ulteriore progetto, abbiamo cominciato a pensare di produrre delle mostre legandole al nostro territorio.